correremo, non perderemo tempo. Sono le parole del ministro Francesco Boccia per gli affari regionali e le autonomie, approdato a Venezia a Palazzo Balbi per toccare con mano la proposta di autonomia del Veneto. Oggi ho consegnato al Ministro l'intesa, la nostra bozza di intesa, la proposta di intesa, in una brochure che cita anche tutti gli incontri che si sono fatti e tutte le riunioni e gli incontri tecnici. Un primo step, l'incontro di oggi con anche il tavolo tecnico di giuristi che ha redatto la proposta, dove le parti, governo e regione Veneto, si sono confrontate apertamente. Tra i nodi sciolti o da sciogliere la questione dei livelli essenziali di prestazione e il fondo di perequazione, ma soprattutto sembra voler aprire ad una nuova stagione volta al dialogo. Incontro proficuo, costruttivo, di totale collaborazione, che siamo entrati nel merito, e quando si entra nel merito inevitabilmente le persone di buonsenso che hanno a cuore il nostro Paese trovano delle soluzioni. L'incontro è stato positivo, sensor rose fioriranno, penso che la regola sia sempre la stessa. La nostra unica volontà è quella di portare a casa l'autonomia. Abbiamo fatto un bel lavoro, il Ministro ha riconosciuto che comunque questa è una regione che ha lavorato. Sarà una nuova stagione di incontri di tecnici al lavoro per arrivare ad un'autonomia concordata, dove il Veneto ancora una volta ha fatto da apripista.